anche perché i mestieri qua a Trieste sono tanti. Che ne sia uno particolarmente caro che mi riguarda in persona. Infatti, chi sei? Sei un tramviere, la mia mamma, sei un tramviere, la mia mamma la me vuol dare. Ma il tramviere non ne ha seconda, fracca la prima e mai la seconda, dica di no. Sei un tramviere, dica di no. E qua mi tengono appunto sul vivo, no? Ecco il tramviere, fracca la prima, mai la seconda. Gli che nego 5 de marce che nego, cari miei. Sì, non le do però mai magari, ma insomma, al potenziale le gavemo. E tutti ti domandano ma perché, cosa succede, le ultime robe, addirittura sul tramviere che ho fatto, una volta ho fatto un'incisione, un nastro intero, chi non l'ha comprato lo compri, ci facciamo reclame questa sera. Comunque dei tramvieri si può raccontare tante robe, anche perché me ne capita, ultimamente adesso mi capita con la 20 che ciappa le babbe della Don Baxter, che bel che è, che le te monta su tutte insieme, che le ciaccula, le seconda, tutte ste robe, te senti. Cioè, senti, levi una curiosità, ma ti, mentre te fa l'amore, te parli con tuo marito, ma gli se il telefono qualche volta anche, robe così strane che te senti, ma poi te le si ciappa in giro. Le si ciappa in giro una con una e la chiama Ciano Colori, no? Perché è sempre tutta vestita così, che mi preoccupo con la vedo, perché raga, sto viso è come de porcellana, la devi avere già sulla 45, te capisci anche di più, e raga, sto viso tutto liscio liscio, e mi ha detto che addirittura gli ha dato il coso, il genio civile che gli ha dato il permesso, e quella la mattina andasse per il trucco, mi dice, raga, i tubi innocenti qua, gli viene con la Julia Beton che gli scarica, che fa tutta l'impalcatura, che metti su tutto, sempre seria la sé. Sempre seria, se la ridi che casca l'intonaco di favore. E ste babele se ne conta che tante che te le trovi là. Come ad esempio sulla 12 adesso. Sempre l'altra volta contavo varie avventure della 12, meno male. E che se un tizio, se mi piaci, perché se un tizio povero, non sei colpa sua, sarà che c'ha paura in guerra e si caga sempre addosso. Cioè. E sono roba, non se ne ogni volta che viene su, ciò. Ogni volta che vieni su te senti sta spusa, Dio, povero, una roba. Tant'è vero che poi si è ribaltato la famosa storiella, perché io mi ricordo una volta era una storiellina dei due signori che si trovano in ascensore, no? A un certo punto se uno dei due si vede ne molla una leggera leggera, senza rumore, quell'altro che era là te senti, no? Comincia a nasare, poi lo guarda de brutto e fa, scusi, dice, ma raga, cagà lei? E quel che fa? Sicuro che l'ho cagato, la pensa l'amica che spuso sempre così, che Qua invece è tutto il contrario, te capisci? Qua sei il contrario qua. Qua sulla 12 con molta supino, sei il contrario, se uno va là che dice ma cosa raga cagare? No, si spuso sempre così, che ha ribaltato tutta la storia, che ha ribaltato il nostro. E del resto, è bel sentire anche perché poi a noi tramvieri, ora questa è una roba bisogna dirla, noi tramvieri se certi capolinea dove che non te ga gabinetti, e se longhi, come te fa? Te se trovi malamente, specialmente poi come me che ho capolini alla stazione, e là ti capita di tutti i colori, ti capita tutte le robe strane, che la stazione sta se piena di gente un poco strana là così. Tant'è vero mi contava la babba che fa le pulizie là, che tempo fa entra dentro sto gabinetto che stimati si spoglia e molla tutto là, ti era per demudando tutte sporche, là le gacciappate così, le gambe sente il sacchettino dei nylon, la si vergognava, le lega impiccate là dove c'è il radiatore. La sei andata fuori un momento, sei arrivato, te vedi sto mulo slavo, vedi sta borsa, c'è da guardare in giro, non sei nessuno, gattoccia la mano dentro, la gattina da fare tutta sporca di merda, correva per tutta la stazione, tutti che rideva a drio, ti avvisi, e quando te si trovi là in questi gabinetti, te si trovi un po', anche perché non gli hanno messo neanche la chiusura, perché tutti a pagamento, quelli che non sei a pagamento non sei chiusura, e mi sentivo appunto due babbe che le si parlava fra sé, che facevano una roba vergognosa, dici. Non ti trovi la chiusura più nei gabinetti, non solo in stazione ma nelle altre parti. Ad esempio ti dico una roba, guarda, l'altro giorno io ero in un posto, in un bar, sono entrato dentro sala Nosè uomini e donne, il suo gabinetto unico, vado là povera, mi ho cucciata per far pipì, tutto ad un colpo non si vede sta porta, entra dentro un matto con sto bambino in mano. Dio povero, l'ho visto così, guarda, se non avevo la presenza del spirito del ciapagelo in bocca mi pissava addosso, Dio povero, che roba che devo, la presenza di spirito che devo. Queste robe qua.